Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Artena in provincia di Roma. Il paese si trova a 420 metri sul livello del mare e conta più di 14.000 abitanti. È arroccato su una roccia e questo non permette l'accesso delle autovetture, quindi all'interno del borgo antico si torna indietro nel tempo. Come sempre il paese sarà raccontato dal sindaco, dal parroco, incontreremo gli artigiani, scopriremo la gastronomia e il dialetto. La parola al sindaco. Parliamo del centro storico di questo paese, che è uno dei centri storici non carrabili più grandi d'Europa e ha delle caratteristiche sia storiche che comunque religiose importanti. Il nostro centro storico misura circa 12 km di strade interne. Ancora a tutt'oggi si raccoglie e si trasporta tutto con dei muli, che è la caratteristica di questo paese. Viene effettuata anche la raccolta differenziata, che a tutt'oggi è gestita da questa squadra con dei muli che portano avanti e indietro i vari rifiuti. Si arriva al paese passando da questa grande porta, che è la famosa porta d'ingresso. Dove sopra ci sono le famose pallottole, che è un'altra caratteristica di questo paese, storica della famiglia Borghese. Ed è una delle priorità che questa amministrazione sta cercando di portare avanti per realizzarci quello che c'era una volta, che era un portone d'ingresso proprio da dove si accedeva e si poteva arrivare al centro storico. Ci sono delle dune molto belle, andando a piedi al centro storico si può arrivare fino in cima. Dove c'è la famosa piana della Civica, che è una risorsa importantissima del nostro territorio, in quanto si sono ritrovate cose importanti sotto il punto di vista archeologico. Parliamo della famosa villa romana. Si può comunque ammirare tutto ciò che è la vallata, la famosa Valle del Sacco, con tutta la catena dei Monti Lepini, e quindi si è avveduta comunque su un territorio vasto e immenso. Borghese per noi è una famiglia storica, è una famiglia che ha dato tanto a questo territorio, vorremmo continuare a collaborarci, stiamo lavorando, visto che ci sono vari eredi, affinché si possa arrivare ad una soluzione, ad una convenzione che ci possa permettere, oltre di ristrutturare e di ammodernare il famoso Palazzo Borghese, ma anche di prendere in gestione la Villa Borghese. Gonfalone mostra appunto questa porta d'ingresso di questo centro storico, la famosa Porta Borghese, con rappresentato, come dicevo sopra, le pallottole, che sono comunque una caratteristica di questo paese, da dove si può anche qui ammirare con una buona vista un po' tutto quello che ci circonda. La collegiata di Santa Croce svetta sull'intero paese di Artena. Andiamo a conoscere il parroco.
Ecco, siamo nella chiesa collegiata di Santa Croce, costruita nell'anno 1100. Precedentemente c'era un tempio pagano di cui ancora ci sono dei resti. Il tutto è stato demolito dal Cardinal Borghese per costruire, in modo da essere visibile anche dalla Via Latina, questa nuova chiesa di stile barocco. Come attualmente si vede, lascia ancora vedere 2 rosoni sull'entrata della chiesa. Il fonte battesimale e altri reperti che sono venuti fuori da alcuni lavori. Nella sagrestia, togliendo l'intonaco, è venuta fuori un'ultima cena del 1500. Della nuova chiesa sono importanti le tele dell'Immacolata, poi c'è San Giovanni Battista, c'è anche raffigurata nel rame un'assunzione della Madonna, la cosiddetta inchinata. Questa chiesa è la collegiata, c'è nel coro ligneo, ecco, noi vediamo come nel tempo i vari canonici e l'arciprete vivevano proprio questa centralità della chiesa locale. Il paese di Montefortino ha una sua storia, è stato distrutto quando c'erano i dissidi fra gli Angioini e gli Aragonesi. Ma dato che le sue costruzioni stanno sulla roccia, è facile sempre ritornare alle origini e riprendere le case come erano prima. Ecco, anche questa chiesa ha vissuto queste vicissitudini, collegata anche al ritrovamento della Madonna delle Grazie, che è un po' il simbolo del paese, che sta nella chiesa fuori porta. C'è da dire, sempre dovuto ai borghesi, la costruzione del convento dedicato a Sant'Antonio, in quanto il Cardinal Borghese ha voluto lì un centro, c'è una biblioteca sempre del 1500, un centro di studi filosofici, e ha chiamato i frati proprio per colloquiare con lui su questi studi filosofici. La chiesa è stata costruita perché il principe Borghese ha avuto un figlio maschio finalmente, e per devozione a Sant'Antonio ha costruito questa chiesa. Anche lì ci sono affreschi del 1600, oltre tutto il chiostro che viene raffigurato con la storia di San Francesco e di Sant'Antonio. Il patrono di Artena lo vediamo anche qui in una tela, è la Maddalena. Qui c'è una tela proprio in fondo al coro. Comunque c'è una grande devozione mariana, perché quasi tutte le chiese portano il titolo della Madonna.
popolo di Artena in provincia di Roma è molto laborioso, andiamo a scoprire un artigiano del legno, ma poi restate con noi perché vi presenteremo la gastronomia del posto. Da quando avevo 15 anni ho cominciato questa attività, finito la terza media, il giorno dopo sono andato a lavorare in una falegnameria qui in paese e da lì è nato l'amore e la passione per la falegnameria. I lavori che facciamo la maggior parte sono lavori commissionati da architetti oppure persone che vengono qui e noi facciamo, in base al disegno, noi facciamo i lavori. Adesso stiamo lavorando su dei portoni, su delle grotte che ci hanno commissionato e ne dobbiamo fare 20. Lavoriamo tutti i tipi di legni, l'importante è dal castagno al noce, al tulipié, al pioppo, al ciliegio, tutti i tipi di legno. Un giovane che inizia oggi deve avere la passione per il legno e per tutti i macchinari, per tutto, perché senza la passione non va avanti. In questa azienda siamo io e poi ogni tanto viene qualche ragazzetto che vuol provare, ma dopo una settimana prende e se ne va. La difficoltà di questo mestiere oggi come oggi non tanto, ma prima erano le polveri e roba del genere. Io faccio parte dell'albo della provincia di Roma come artigiano, ho il marchio. Siamo andati al Macef un paio di volte su a Milano, abbiamo fatto la fiera di Roma, la nuova fiera di Roma, ci commissionano gli stand la maggior parte. Il momento in cui praticamente uno lavora in pace è la sera, verso le ore le 4:30, le 5, che in modo non gira più nessuno e comincia a lavorare e non staccheresti mai, ecco. Uno chef di Artena ci presenterà alcuni piatti tipici di questo paese della provincia di Roma. Benvenuti, siamo al ristorante Cecchio di Artena, famosissimo, storico per la pasta fatta a mano, pane di produzione propria, mieli, vini, carni. Come primo piatto proporremo delle fettuccine tagliate a mano e fatte con il sugo di ragù. Ragù fatto con la carne di manzo, tutti odori misti, carote, sedano, cipolla, aglio, fatto soffriggere, poi messo il pomodoro e servito a tavola poi.
Abbiamo le pappardelle al cinghiale, sempre le pappardelle fatte a mano, e poi serviamo il piatto così come voi lo vedete. Un altro primo che la gente ci va proprio matta anche è i gnocchi ai funghi porcini, i funghi diciamo sempre dei nostri boschi, appunto dico alle signore della casa, quando non avete niente da fare andate nei boschi, cogliete i funghi e fate il sugo dei funghi che è veramente buono. Abbiamo l'abbacchio sempre di nostra produzione, fatto sia alla griglia, sia alla cacciatora, al forno, come la gente preferisce. E noi glielo serviamo. Le salsicce sempre di produzione nostra, di maiali casarecci sempre di loro produzione, e con le salsicce noi abbiamo attinto un piatto tipico invernale che è la polenta, facendo con salsicce e spuntature. Con questi piatti si può addicere dei vini per i secondi, tipo alla griglia, tipo a Bacchio, con braciole, cose così, dei vini rossi, buoni cisanesi del Piglio, dei vini locali, diciamo. Qui di lato noi facciamo vedere il pane, che è sempre di produzione propria, fatto da oltre 50 anni, insomma, dalla stessa persona. Veramente la gente fa proprio la fila a prenderlo per quanto è buono. La gente da noi diciamo è ben ospitata, viene attesa con gran rispetto, piace la nostra cucina tipica. Addirittura viene apposta anche, nonostante dopo il pranzo chiedono il nostro miele, che è proprio delle nostre api casareccio. Noi vi aspettiamo numerosi e dopo anche pranzato avete una bella veduta, uscite dalla finestra, avete una veduta che sotto si vede tutto il paese di Artena, e nel pomeriggio potete fare una camminata su a Piana Civita. E tra le manifestazioni di Artena ricordiamo il Palio delle Contrade, la festa in onore di Santa Maria delle Grazie con la bellissima processione dei Cristi, grandi sculture floreali, poi la festa di Montefortino. Ma adesso andiamo ad incontrare un altro artigiano, un maestro orafo di Artena. Mi sono avvicinato a questo mestiere, a questo nobile mestiere, per tradizioni di famiglia. Il gioiello inteso come forma artistica deve avere dei connotati molto ampi. Alla base di tutto esiste una filosofia molto creativa che va a riscoprire le tradizioni orafe e tecniche di oreficeria dove i nostri predecessori hanno sempre puntato. Quello che voglio trasferire sui miei gioielli è proprio questo, suscitare un'emozione a chi lo guarda, non tralasciando però l'essenza estetica e culturale del gioiello. Il tutto prendendo spunto dalle antiche tecniche di cui io diciamo, sono sempre alla ricerca, sperimento molto questo modo di lavorare. Ogni gioiello che ci viene commissionato è corredata sempre da un bozzetto iniziale. Dal disegno riusciamo poi a capire le varie tecniche che dobbiamo affrontare. Ci tengo a dirlo, la tecnica che noi prediligiamo di più, dico noi perché quando una persona costruisce un gioiello a mano, anche il committente diventa partecipe di quel gioiello e quindi diventa parte a sé stante
della creazione. La nostra tecnica che prediligiamo di più è la tecnica all'astra, ossia si parte dal metallo fuso e dalla lega o oro bianco o oro giallo, da una lastra piena con una sega di un archetto, con delle lime e con dei procedimenti tecnici andiamo a svuotare questa lastra e da lì partiamo per questo viaggio che poi ci porterà a questa conclusione della nostra creazione. Secondo la mia filosofia il gioiello deve essere un connubio tra la massima espressione artistica sia delle linee che delle cromie, quindi riuscire a dare un senso alchemico al gioiello, perché un gioiello deve emozionare appunto non soltanto chi lo riceve ma anche chi lo guarda. Ogni nostra creazione è un pezzo unico e rispecchia fortemente la nostra personalità, il gusto della persona che ce lo commissiona, quindi ha un valore aggiunto in più, come ogni cosa fatta a mano. Infatti il nostro slogan è: un gioiello fatto a mano possiede un'anima. Mio padre ha cominciato come orologiaio, quindi mi ha dato le basi e le nozioni per l'alta orologeria e da lì infatti noi abbiamo anche realizzato degli orologi gioiello unendo la tecnica dell'oreficeria dell'alta gioielleria alla tecnica dell'alta orologeria, in questa linea di orologi denominata tributo. È giunto il momento di ascoltare il dialetto di Artena in provincia di Roma. Siamo arrivati ad Artena, un paese che è fatto solo da scalini. L'unico mezzo che potremo cercare sono solo Simui, che portano dalla Munnezza all'Omagnane, all'Elena, a tutto quanto quello che occupa il paese. Passando per Cognalito arriviamo fino a Santa Croce, dove potremo trovare la chiesa, la cattedrale, che è il simbolo d'Artena, a 2 affacci di tutta quanta la vallata, che a 360 gradi la vediamo tutta quanta. Allora, se venite ad Artena, mi cerchite a me e facciamo il giro con gli Umuio, passando pure per gli Arco Borghese, finito, e vediamo pure il Palazzo Borghese, vediamo ancora la principessa con gli principe. Nel borgo antico di Artena, in provincia di Roma, si torna indietro nel tempo, il paese vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi, ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete visitare il nostro sito. Viva l'Italia e ciao!